Io direi che Darè e Posolco sono di fatto, rappresentano l'anima vincente insieme a tutto il centrodestra e bisogna obbligatoriamente, siccome il centrodestra deve provare a vincere, bisogna obbligatoriamente ragionare con loro. All'indomani dell'espulsione più rumorosa della Lega, Flavio Tosi era stato uno dei primi a dire sentirò Darè, e quel filo non si è mai interrotto in queste settimane. Forse un esperto di armocromia avrebbe potuto già capire che qualcosa di concreto era in atto qualche giorno fa, con quel giubbotto azzurro indossato dall'europarlamentare a una inaugurazione. Ma al di là delle battute, l'asse tra i due ex segretari della Liga è una realtà a tutti gli effetti. Lega da una parte con Giovanni Braido, Posocco che ha scelto l'amico Darè e la sua lista che verrà presentata nelle prossime ore con il vice sindaco in corsa appoggiato proprio da Forza Italia. Nel carroccio mediazioni finite. Ha fatto legittimamente una sua scelta che è quella di espellere l'amico Tony Darè, però è chiaro che in un comune come Vittorio Veneto non puoi prescindere dal dialogo con Tony Darè per provare a vincere le elezioni. Spero che anche la Lega capisca che bisogna dialogare con Tony Darè per vincere Vittorio Veneto. Che la Lega possa ricomporre con Darè è praticamente impossibile. Così quello di Tosi sembra attendismo di facciata vista la situazione schizofrenica del centrodestra nei comuni in Veneto. Lega e Forza Italia alleati a Bassano contro Fratelli d'Italia. A Monselice invece Fratelli d'Italia e Forza Italia contro la Lega. E a Vittorio? I meloniani hanno per il momento sul tavolo ancora la candidatura di Fabio De Nardi, anche se potrebbe rientrare a giorni. In questo caso si aprirebbe un terzo scenario rispetto a Bassano e Monselice, cioè Lega e Fratelli d'Italia contro Forza Italia che sta con Darè. C'è da farsi venire il mal di testa, l'unico che sorride resta l'espulso eccellente. Io sto al centro.